Allora, eccoci ritornati in studio per questa parte della trasmissione di TV7 Match che dedichiamo anche questa settimana al Covid, però parliamo della pandemia, Ermanno, per vedere cosa ci ha insegnato. Cosa ci sta insegnando. Perché ogni evento naturalmente è una forma di educazione e bisognerebbe trarre l'educazione o quantomeno gli insegnamenti o i rischi che noi stiamo assumendo e come riusciremo a gestirli poi successivamente e se questa esperienza diventerà memoria e appunto oggetto di questa trasmissione, dove peraltro vediamo due sistemi, il sistema democratico occidentale che ha un comportamento di un certo tipo, quindi no alla mascherina, questa è la libertà, mi private della libertà, e un altro sistema che non è da invidiare, che è quello cinese, dove impongono categoricamente di mettere la mascherina, di non uscire a certe ore, e c'è poco da fare, o si fa così o non ci sono fuori alternative. Però chi ci rimette il virus? Invece chi guadagna nei nostri sistemi è il virus, cioè il virus sta meglio in Europa, ovviamente, che in Cina. Allora, fino a che punto valgono il rispetto delle regole e le regole sono contro la democrazia, come si sta mettendo in dubbio, oppure un certo rigore e coerenza nel fare le cose, tenendo presente anche che ci sono gli altri, non ci sono solo io, quindi l'idea di avere la felicità a portata di mano ogni momento, come un po' nella filosofia americana, non sempre funziona e non sempre trasforma questa pulsione in una forma di democrazia compiuta. Certo, allora presentiamo l'ospite che abbiamo questa sera col quale affronteremo questo tema. Buonasera al professor Simone Borile. Buonasera professore, grazie di essere qua. Lei è docente di antropologia sociale e delle catastrofi al campus CIELS e quando parliamo di pandemia possiamo parlare di catastrofe, no? Direi proprio di sì, perché in antropologia il termine catastrofe significa, ma anche dal greco, cambiamento, mutamento, e quindi significa che un evento critico, che potrebbe essere un evento naturale o comunque un agente impattante, modifica quelli che sono degli schemi comportamentali, schemi valoriali, schemi culturali e sociali, e questo è importante ed è innegabile da parte di tutti gli esperti, anche se vogliamo, gli scienziati, che questo tipo di evento, di terremoto globale, e per diciamo termine globale voglio dire comunque un evento che ha coinvolto tutti in maniera anche molto democratica, senza fare distinzione di classi sociali, di genere, di età ed altro, di nazionalità. Ha coinvolto tutti inevitabilmente e ha sicuramente anche messo in discussione tutta una serie di rapporti sociali. Si parla molto spesso anche di crisi sociale, crisi culturale. Adesso ci arriviamo, però inizierei con un contributo, giusto per, come dire, anche per certi versi provocatorio, lo seguiamo assieme e dopo lo commentiamo. Quanti di voi si sono sentiti minacciati dal coronavirus, oppure toccati anche nel vivo, nelle vostre libertà, di fronte alle restrizioni imposte dal governo per la pandemia? La collettività, nel fronteggiare una crisi economica, sanitaria o sociale, si trova davanti a un cambio di prospettiva, nascono nuovi sentimenti collettivi, nuove iniziative destinate anche a modificare le politiche di domani. Quello che stiamo affrontando oggi, con la pandemia, è un evento storico, forse come l'epidemia di Spagnola o la crisi del 1929. Tutti gli Stati, e in modo particolare quelli occidentali, stanno vivendo una vera e propria catastrofe, una situazione difficilissima, senza precedenti. Ma c'è un paese che sembra soffrirne meno, ed è la Cina. Niente più virus, il governo di Pechino dice, forse mentendo, che il Covid è stato debellato, la recessione è scomparsa e l'economia cresce del 4,9%. La Cina è stato il primo paese a essere contagiato dal virus, ma anche il primo a uscirne, mentre l'epidemia nei paesi cosiddetti democratici continua a estendersi perché non è stata controllata a dovere. La più grande democrazia del mondo, quella degli Stati Uniti, ha avuto l'impatto epidemico più grave, con forti ripercussioni negative per l'economia, per l'occupazione e per le tantissime vite
vittime. In Italia i cittadini, poco amanti delle istituzioni e delle restrizioni, continuano a infettarsi a causa di comportamenti scorretti e indisciplinati, come quelli spesso anche di chi gestisce le istituzioni. Paesi dove è venuto meno il concetto di rispetto, dove si è dimenticato che la mia libertà finisce dove comincia la tua. A questo punto viene da porsi un quesito. È vero che la democrazia è il miglior sistema istituzionale per un popolo? In Cina comandano in pochi, gli ordini impartiti vengono eseguiti oppure vengono imposti, chi sbaglia paga di sicuro. Invece nei paesi cosiddetti democratici la filiera di comando è lunghissima e i risultati arrivano, quando arrivano, con una lentezza esasperante. Il confronto tra regime e democrazia nel contesto pandemico oggi parla da solo. Allora viene da domandarsi: la Cina è un paese che è diventato democratico? Ma insomma, abbiamo parlato di democrazia, ma è una provocazione. Ma allora, sicuramente è quanto più dobbiamo democratica. imparare noi democratici dalla Cina a questo punto, perché nessuno è perfetto, quindi dobbiamo capire. Allora, il virus è democratico, perché il virus colpisce tutti indistintamente, senza fare distinzione, portando a volte alla morte anche persone senza tener conto delle proprie individualità, responsabilità o d'altro. Quindi trascina tutti verso, ahimè, quell'epilogo triste. Però durante le emergenze e durante appunto i famosi disastri avviene sempre un verticalismo, una asimmetria di potere e una riduzione delle libertà personali, e questo è constatato ovunque. Le istituzioni intervengono, prendono il monopolio del potere, sottraggono di fatto e limitano quella che è l'azione di espressione dell'uomo e in un qualche modo agiscono in nome e per conto di una collettività. In tutti gli studi che hanno avuto luogo nei disastri ambientali, terremoti, inondazioni, anche attentati terroristici, perché anche questi sono eventi critici, si è sempre assistito ad una caratteristica comune, che tutti i vertici di comando hanno acquisito maggiore potere e hanno ridotto la libertà di azione poi delle comunità. Quindi è stata proprio una riduzione di espressione delle libertà dei singoli, in nome per conto invece di una certa gerarchia di potere che ha poi sicuramente gestito o preteso di gestire quella che è stata il piano di uscita del trauma, dell'evento critico. Sì, però c'è un altro fattore. Se noi non sappiamo come comportarci di fronte a una pandemia, e le pandemie non sono tutte uguali, certo, se questa educazione non è condivisa da tutti, bisogna farla condividere. Allora, i casi sono due: o io imparo in fretta e quindi non faccio male agli altri, perché facendo male agli altri, in un'economia come la nostra, faccio male a me stesso e non consento soprattutto ai grandi poteri di poterci mettere una mano sopra. Allora è l'educazione del popolo che diminuisce i grandi poteri della centrale, no? Ecco. C'è una responsabilità. Oggi abbiamo imparato però questo passo avanti che ha fatto l'umanità riuscirà a tesaurizzarlo e poi a sfruttarlo come una forma di educazione. In certi momenti sì, io mi devo privare di alcune libertà, però vanno a vantaggio mio, perché il contagio potrebbe anche ricadere sui miei parenti o su di me, e contemporaneamente, se l'altro anche lui si comporta alla stessa maniera, non ho nemmeno bisogno dello Stato. C'è una responsabilità che non è più individuale ma è collettiva, ed è vero. E io sono convinto che questa responsabilità morale sia inevitabile. Il virus ci ha cambiato, questa pandemia ci ha cambiato e in un qualche modo ha cambiato i rapporti e ha responsabilizzato buona parte delle persone, buona parte, perché c'è sempre una parte che continua ad essere, che risponde a fenomeni di restrizione in maniera anche inopportuna, inadeguata e pericolosa.
non c'è ombra di dubbio. Attenzione, è il virus che crea le restrizioni, non chi gestisce. Poi se chi gestisce eccede, allora questo è negativo. Il virus, secondo me, impone degli obblighi. Impone degli obblighi che vengono attuati poi dalle istituzioni, che esercitano un determinato potere e controllo sulla popolazione, finalizzato probabilmente ad arginare questo fenomeno anche di diffusione. Certo è che queste restrizioni, questo isolamento, si è parlato di isolamento sociale. Io ho sempre detto da un anno che è sbagliato il termine di isolamento sociale, perché io la mia socialità la posso vivere anche digitalmente sempre, non necessariamente devo avere comunque una persona di fronte. Ho sempre parlato di isolamento fisico, perché quello a cui noi siamo stati vietati è qualcosa che va contro antropologicamente la natura umana, che è quella dell'isolamento. L'uomo cresce, si educa attraverso i rapporti socializzanti. I bambini, faccio un caso esempio dei bambini, no? I processi educativi, gli obiettivi formativi di un bambino avvengono molto spesso anche all'interno di un gruppo, che è un'agenzia di socializzazione fondamentale, la scuola come lo è la famiglia. Privare quindi dei rapporti umani qualcuno è in un qualche modo andare contro quella che potrebbe essere una natura umana, e questo altera enormemente tutto uno schema comportale e valoriale, generando un profondo senso di insicurezza nella persona. Negli il concetto di sicurezza che noi abbiamo, di tranquillità, viene molto spesso, e lo si riscontra anche negli schemi comportamentali abitudinari quotidiani. Tutto quello che noi facciamo quotidianamente, la nostra routine quotidiana di andare al lavoro, di prendere l'auto, di andare a bere il caffè in quel bar, ci trasmette una forma di sicurezza, di tranquillità. Se qualcosa viene a mutare di questo schema, altera uno stato stressogeno di paura, di inquietudine, di ansia, la cosiddetta insicurezza, creando poi addirittura fenomeni di stress post-traumatico. Quante persone in questo lockdown hanno vissuto stati depressivi, angosce, paure, ansie, inquietudini, per non parlare anche di stati aggressivi. Certo. Guardate che la richiesta, per esempio, durante il lockdown di aiuto per violenze intradomestiche è aumentata del 75% in Italia. Certo. E pensate che il Portogallo, faccio un esempio in quanto è un fenomeno globale, ha aumentato le richieste di soccorsi d'aiuti del 180%. Certo, quindi la situazione ha esasperato delle situazioni già difficili, già presenti, ma non in queste dimensioni. Ma questo è uno stimolo a procedere, a prendere provvedimenti un po' più seri di fronte a questi fenomeni. Perché assolutamente. Questo è un'altra occasione, come diceva Einstein. Esatto. La crisi è un'occasione per crescere e per imparare di più. Esatto. Questo concetto che ha appena detto il professore è un concetto di resilienza, cioè la capacità di un territorio a rispondere positivamente di fronte ad un dramma, e lo si studia sempre in antropologia, in psicologia, in criminologia, anche in geografia. Quando abbiamo un disastro, no? La comunità dovrebbe in un qualche modo essere ascoltata, le istituzioni dovrebbero convergere e attraverso un rapporto partecipativo si dovrebbe tutti rispondere positivamente, non solo per ritornare a quell'equilibrio, ma per prevenire eventuali anche futuri danni attraverso un progetto di pianificazione. Allora c'è da chiedersi, l'Italia è un paese resiliente? L'Italia ha saputo in questa seconda ondata eventualmente recuperare quello a cui non è stata inizialmente pronta e ad in un qualche modo fronteggiare positivamente questo? Questa è una domanda che magari su cui potremmo riflettere. Una mezza risposta la trovo. Ci sono le zone rosse, ci sono le zone arancione, ci sono le zone gialle, e quindi vediamo anche a livello regionale il comportamento delle persone. Certo. E questo insegna molto. E non è detto che le regioni più ricche poi corrispondano a un minore contagio. E cosa vuol dire? Vuol dire che vale sempre, sono pochi i principi della convivenza
e non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, indipendentemente dall'aspetto religioso. Se tu ogni volta che fai un'azione pensi se fai bene o se fai male a qualcuno, e allora ci pensi, e allora non c'è il problema sì mascherine no perché la democrazia o cose di questo genere. Le cose vanno in questa direzione e allora sono io che costringo il governo a intervenire e fare, sembrerebbe il cattivo, ma diversamente come si potrebbe fare? Cioè io metto qualsiasi Berlusconi al posto di Conte, cosa avrebbe fatto? Poi sul meccanismo dove interviene un'economia che è massacrata dalla politica o da tutto un sistema che non funziona, è un altro paio di maniche, ma ci si scontra di fronte a queste situazioni, l'abbiamo visto in tutti i governi. Questo è stata un'occasione per mettere a prova non il governo, gli italiani. E allora deve essere un italiano che dice all'altro: ti metti la mascherina per cortesia, perché mi fai un piacere, e io me la metto perché faccio un piacere a te. E allora le cose cambiano. Ma questa dovrebbe essere la nuova cultura, no, professore? Sì, responsabilità. Si parla responsabilità, capire che siamo all'interno di una società con equilibri, con sensibilità, con soggetti diversi e dobbiamo in un qualche modo tutti cooperare perché questo obiettivo venga raggiunto. Io quando sento e quando leggevo queste forme, no, di negazionismo, queste forme insomma anche costruite, artefatte a volte, no, curiose, no, perché poi c'è tutta una filosofia sul negazionismo, ero anche un po' perplesso. Noi siamo stati, questa diffidenza, no, che molti hanno avuto nei confronti delle istituzioni, è una diffidenza secondo me che nasce anche da una comunicazione confusa che c'è stata, e questo è dovuto anche essenzialmente a questa arena scientifica e informatica. Tutti in televisione parlavano, tutti dicevano la loro, la scienza è stata mediatizzata, dove tra l'altro si confutavano tra di loro. E questo ha generato delle narrazioni virali, anche a volte poco chiare, in cui uno diceva una cosa, l'altro ne diceva un'altra, i vaccini sono validi, non sono più validi. È emersa questo caos informativo che noi in sociologia definiamo infodemia, cioè questo sovraccarico di informazioni costanti, non sempre magari anche coerenti tra di loro, che ha generato confusione, dubbi, perplessità, diffidenza nei confronti delle istituzioni. Ma possiamo uscire anche dall'Italia? Cioè, certo. Abbiamo un premier inglese che guardi, adesso ha detto finalmente peggio. Siamo i primi a fare il vaccino, quando era un negazionista, tant'è che si è ammalato. Assolutamente. Trump è un altro negazionista. Bolsonaro in Brasile, ma non c'è ombra di dubbio. Trump ha preso il virus, e quindi vediamo che non è, diciamo, è una mentalità tipica umana, dopodiché ognuno si regola come vuole, ma per esempio negli Stati Uniti un po' più di partecipazione da parte dello Stato è mancata, assolutamente, e quindi con tutte le conseguenze che abbiamo visto, non è che noi siamo messi molto meglio. Certo, certo. Allora io adesso vorrei tornare un attimo in Cina per parlare dell'epidemia e di come viene affrontata nei confronti, diciamo, dei malati. No? Da noi ci sono gli asintomatici, ci sono i positivi asintomatici, restano a casa. In Cina invece cosa succede? E allora, in questi giorni ha fatto notizia un giornalista di Repubblica, Filippo Santelli, che è risultato positivo in Cina ormai un mese fa. Cosa gli è successo? Sentiamolo. Lo sapete, ve l'ho raccontato, mi hanno fatto questo tampone, il tampone è risultato positivo, immediatamente mi hanno preso e mi hanno spostato in questo ospedale Covid, uno degli ospedali temporanei che la Cina ha creato, dove mi hanno fatto tutta una serie di altri esami, molti esami del sangue, altri tamponi, controtamponi. Alla fine di tutti questi esami la Cina mi ha classificato come caso positivo asintomatico, e in Italia un caso come il mio verrebbe gestito in isolamento domestico, cioè una persona senza sintomi, senza problemi gravi,
starebbe a casa, monitorerebbe la propria condizione magari con il proprio medico di famiglia. No, in Cina no. In Cina, come vedete, ti prendono e nel momento in cui sei positivo tu vieni in isolamento in una struttura del genere, dove ti chiudono dietro la porta e devi stare dentro una stanza. Non solo, in Cina anche per casi come il mio è prevista una terapia, o almeno questo è quello che mi stanno proponendo in questo momento. Quindi vedete la differenza di approccio. Isolamento fiduciario in Italia, qui in Cina invece ti prendono e ti chiudono dentro quando sei positivo. E vi ricordate quelle immagini a Wuhan delle persone tirate fuori a forza dalle case? Beh, loro sono andati a testare le persone casa per casa e i positivi li hanno presi e li hanno messi in isolamento, come sono in isolamento io in questo momento. Ecco, beh, adesso in questi giorni poi è il risultato finalmente negativo, ma è rimasto un mese chiuso in questo ospedale, in una stanza di 3 metri per 4, finché appunto il tampone non è, dopo vari tentativi, non è diventato negativo. Ecco, la differenza di trattamento del malato, al tempo stesso anche di atteggiamento nei confronti della pandemia, quindi con la ricerca dei malati anche per strada. Qua in Italia non sarebbe pensabile una cosa del genere. No, non sarebbe pensabile per una questione culturale soprattutto, secondo me, ma anche quello che manca in Italia, secondo me, a prescindere poi da quello che potrebbe essere anche una misura di contenimento giusta o meno, non voglio entrare su questo adesso, in Italia mancano i controlli, sono sempre mancati i controlli in Italia. Ma non lo vediamo solamente nell'ambito, per esempio, dell'isolamento, delle restrizioni dei movimenti che noi abbiamo avuto, in cui effettivamente, lo commentavo probabilmente anche in una di queste trasmissioni, io ho visto veramente pochissime situazioni in cui venivo in un qualche modo a essere fermato, controllato la gente se apparteneva al comune o meno. Ma guardiamo per esempio in Italia i falsi invalidi, guardiamo il reddito di cittadinanza, cioè il problema non è in Italia, secondo me, dare il reddito di cittadinanza, faccio un esempio, in Italia è controllare se effettivamente quella persona merita o meno un sostegno dallo Stato. Lì la gestione che ha avuto luogo sin dall'inizio in Cina è stata un controllo serrato, quartiere per quartiere, con militari sulle strade. E filo spinato. Assolutamente. Che poi tra l'altro, vedete, la situazione lì, ed è anche questo un altro fattore di culturale, di espressione di libertà, di comunicazione esterna, noi non abbiamo più saputo nulla dopo un mese di Wuhan. Noi abbiamo saputo che il virus si è esteso e propagato in tutto il mondo, ma a Wuhan, o perlomeno a Pechino, a 300 km, noi non abbiamo mai saputo nulla di nessun'altra città cinese, che cosa sia avvenuto. Se il virus realmente è partito da Wuhan ed è arrivato fino in Brasile e in America, volete che non sia arrivato a Pechino, a 300 km di distanza da Wuhan? Ecco, sì. Questo è probabilmente anche segno di uno Stato che probabilmente anche chiude, blocca, non consente, non agisce in quelle che sono le espressioni anche di libertà di comunicazione, ovviamente. Nel bene o nel male, questo non spetta a me certo dirlo sicuramente, però il sistema di controllo che c'è stato in Cina è sicuramente diverso da quello attuato in Italia. Sì, però bisogna vedere i risultati, perché anche i cinesi non si adeguano chiaramente, quindi lo Stato si è imposto. Lo Stato si è imposto. E il meccanismo è questo, per cui lo Stato va demonizzato quando eccede, e lì dovremmo vedere se hanno ecceduto. Certo. Ma se invece applica una regola perché c'è una pandemia e metto a disposizione il posto dove ti colloco, certo, e tu sei protetto tu e proteggi gli altri, e ti do tutti i servizi indispensabili per poter restare là, direi che è un'azione del governo buona e anzi efficiente, meritevole, perché se io da una famiglia tiro fuori quello che è contagiato e lo restituisco sano, ecco, proteggo tutti. Purtroppo il tiranno
quello non democratico è il virus, perché il virus ha solo una pulsione, riprodursi, certo, e trovare quello che gli consente di riprodursi. Siccome fino a qualche tempo fa, e questa è la favola che girava, che sta girando ancora, è stato colpa del pangolino, no, allora adesso i pangolini sono morti tutti, poveretti di virus, adesso restiamo solo noi. Il problema sarà toglierlo di mezzo, perché non credo che i vaccini riescano a fare a meno che non facciamo il 100% delle persone e che i vaccini funzionino, perché teniamo presente che la scienza è una cosa, ma soprattutto la biologia e la scienza, questo tipo di scienza, non è una scienza esatta, perché ogni individuo ha una reazione diversa nei confronti del vaccino. Allora chi dice vaccino sì o chi dice vaccino no, nessuno dei due ha ragione. Bisogna provarlo sulle persone e vedere, ed è un calcolo probabilistico, che effetto avrà, e ci hanno già dato dei risultati, quindi il 95%, che è una buona cosa. Ma riusciremo a far vaccini pari a 7 miliardi di persone? Perché se in Africa o in Sud America rimane il contagio, prima o dopo torna anche qua. Non solo, col rischio che quel vaccino sia mutato e allora quel virus sia mutato e quindi quel vaccino non servirà più a niente. Ed è una scommessa, nessuno ha la verità in tasca, medici e scienziati compresi. La medicina e ha detto bene, è una delle scienze più imprecise e più insicure, non c'è ombra di dubbio, lo dicono gli stessi medici. Quello che lei ha detto prima, che io concordo, e l'ho detto anche ai miei studenti, lo dissi a maggio-giugno, guardate che il virus è un organismo vivente e muta sempre. E come ogni organismo vivente, antropologicamente, noi cerchiamo un ambiente attraverso cui poter sopravvivere. Se il virus uccide l'ospite, attenzione, muore. Quindi il virus si è modificato per non far morire l'ospite, ed è per quello che poi anche da una lettura antropologica il virus in un qualche modo sembra essere meno letale, perché questi sono i dati. Ecco, perché è mutato? Per non far morire l'ospite, e questo è un dato, un'evoluzione anche antropologica che ha un suo senso, una sua capacità, perché così riesce a sopravvivere essendo un organismo vivente, quindi è giusto quello, condivido la sua riflessione di prima. Sì, poi c'è l'aspetto, il duplice aspetto. Il virus è virulento, in termini biologici vuol dire rapidità di riproduzione, quindi mentre noi abbiamo un tempo di mutazione molto lento perché la nostra vita è molto lunga, il virus si riproduce, muore, si riproduce, quindi la variazione è più rapida. Abbiamo la virulenza e abbiamo la patogenicità, cioè la capacità di far male, e le due cose si combinano nella misura in cui il virus si duplica rapidamente e nella misura in cui invece va ad ostacolare la funzione delle cellule, e nel caso vediamo appunto coagulazione del sangue, eccetera, e questa è la parte patogena del virus, che è una delle cose fondamentali nella biologia. E poi vedremo cosa succederà e come muterà. Speriamo soltanto che smettano di fare esperimenti con i virus. Hanno giocato troppo con i virus, mi pare sempre a Wuhan, è sempre là che parte il virus, anche quello precedente, quello dell'aviaria e tutti gli altri. Io non posso sapere quello che è successo a Wuhan, possiamo sospettarlo, immaginarlo sicuramente, però effettivamente c'è un sociologo che ha saputo descrivere molto bene questo fenomeno, no? I grandi mutamenti socio-economici, questa modernità, no? Di cui noi ci vantiamo, no? In un qualche modo è una modernità che ci espone sempre di più a dei rischi, i famosi rischi globali. Questa è una società del rischio, diceva Beck, un sociologo tedesco. Ha detto che tutto quello che viene in un qualche modo creato dalla modernità genera costantemente sempre più rischi, e sono rischi globali, vale a dire che riguardano tutti indistintamente e che possono colpire chiunque. Il problema è riuscire a imparare qualcosa da questa situazione.
no? Diciamo, nulla sarà come prima. Che società ne esce da questa pandemia? Io mi auguro una società profondamente cambiata, una società, mi auguro, più responsabile anche da un punto di vista morale, anche da un punto di vista più collettivo e meno individualistico, perché effettivamente prima si parlava, il mio comportamento adesso, prima del virus, era un comportamento che poteva essere scritto su una mia responsabilità individuale, ora non l'è più. Perché se io sono positivo ed esco di casa, io contamino, propago, metto a rischio altre figure, altre persone. Quindi io mi auguro veramente che possiamo superarlo attraverso un profondo cambiamento valoriale e culturale. E io spero che ci abbia insegnato qualcosa. Faccio una provocazione, non abbiamo altre forme virali che stanno viaggiando per il pianeta e che noi tranquillamente ne parliamo ma poi non succede niente. Ma può essere, cos'è che sappiamo noi? Noi sappiamo quello che ci viene dato, quello che ci viene trasmesso. No, ma virali in senso metaforico. Certo. Cioè, stiamo inquinando il pianeta. Vedevo l'altro giorno che nelle fosse delle Marianne, sul fondo delle fosse delle Marianne, hanno fatto delle riprese e c'è uno strato di microplastica a 11.000 metri sotto il livello del mare. È arrivata fino là. Allora questo non è un virus. La stessa tecnica che noi usiamo per combattere il virus, perché non riusciamo a combatterla per la plastica, per l'inquinamento delle auto, per l'inquinamento di tante altre cose che stiamo facendo? Perché abbiamo i ghiacciai che si stanno sciogliendo. Allora il virus, cogliamo l'occasione per fare un trade union in quello che è il virus che sta girando e che noi stiamo provocando, come abbiamo provocato questo virus. E allora forse riusciamo a capire che il virus ci sta insegnando qualcosa, la strada sta a noi acquisirlo e utilizzare questa esperienza per avere il coraggio di cambiare il nostro comportamento. E non ci deve essere imposto dallo Stato, dobbiamo essere noi. Un po' perché, come abbiamo detto altre volte, il vero virus siamo noi qua sul pianeta, no? che lo stiamo distruggendo, cannibalizzando e inquinando, rendendoci l'ambiente ostile anche a noi stessi. Allora, bene, ci fermiamo qui, grazie al professor Simone Borile per essere stato con noi, per averci aiutato un po' a sviluppare questo aspetto della pandemia, sicuramente una situazione che è destinata a mutare ancora e vedremo anche con i vaccini quante persone poi aderiranno a questa campagna, a questa enorme campagna vaccinale nel tentativo di fermare la pandemia. Grazie ancora per essere stato con noi. Ermanno, salutiamo anche i telespettatori, ci vediamo la settimana prossima, come sempre alle 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.